do la parola, sempre nel rispetto dei tempi. Farò un intervento anche molto più breve dei 15 minuti. Allora, io vorrei innanzitutto iniziare a dire che con il circolo 6 di Bassano intendiamo portare avanti queste iniziative sui diritti civili che abbiamo molto a cuore. Questo argomento è un argomento vastissimo. Io in questi giorni ho provato a pensare a come a fare il mio intervento e più ci pensavo, più il mondo dei diritti civili si apre e non ha confini, non ha limiti. Voglio solo dare una visione di quello di cui abbiamo parlato da un punto di vista che mi riguarda, cioè della questione di genere. Perché voglio pensare che oggi nella nostra società avere una diversa identità sessuale, religiosa, politica, di cittadinanza molto spesso comporta essere in una minoranza che non è rappresentata, che non ha valore, che non ha dignità. Il fatto di essere, io ho provato a pensare ad alcuni stati della vita, no? Cosa significa essere oggi una persona anziana, essere una persona vedova, essere un genitore, essere disabile, essere disoccupato con figli, essere omosessuale. Cosa significano tutte queste accezioni della persona volte al femminile? Il mio parere è che tutte queste accezioni al femminile indicano una situazione peggiorativa dello stato sociale, perché molto spesso tutte queste cose a volte anche si associano purtroppo, non ci danno un diritto di essere tutelati, e questa cosa mi fa molto pensare perché succede questo. Secondo me la prima risposta è che purtroppo non c'è una buona rappresentanza politica di tutte queste minoranze. Per cui i diritti sociali, i diritti civili, come ha detto anche Riccardo, alla fine sono una cosa che poco interessano poi alla fine nel mondo dei bottoni, diciamo. Noi dobbiamo, credo, come cittadini, chiedere queste cose. Perché abbiamo intitolato questa serata Diritti civili e amministrazioni locali? Perché noi dobbiamo cominciare a chiedere il riconoscimento dei nostri diritti partendo dal nostro territorio, dai luoghi in cui viviamo. Quindi le amministrazioni sono il nostro primo livello di contatto con lo Stato, col governo. Ho fatto una piccola ricerca sul diritto della famiglia in Europa, anche Alessandro ha citato prima. A livello europeo mi ha fatto ridere amaramente vedere che noi siamo equiparati alla Lituania, alla Lettonia, all'Albania, alla Croazia, alla Turchia, poi tutto il resto d'Europa è anni luce più avanti rispetto a noi. Ma i diritti della famiglia sono dei diritti che coinvolgono la vita di un cittadino in tutti i suoi aspetti. Pensiamo anche al congedo parentale, ma anche al modo in cui crescono i bambini e a come si sentono quando a volte sono in una famiglia di serie B. Perché a questo punto qual è la famiglia che ha il riconoscimento di serie A, no? Quella tradizionale, neanche quella, poi insomma ecco così. Per cui dobbiamo pensare anche ad una generazione di persone che crescono e che crescono pensando che sono cittadini di serie A o di serie B. Noi crediamo che l'amministrazione, per esempio un'amministrazione comunale con questa iniziativa come questa che è riuscito a sviluppare Alessandro a Padova, può tutelare questi diritti, può dire la sua e dire anche questi sono cittadini che hanno un riconoscimento, una dignità, e io questa cosa la certifico, e questa cosa però bisogna che sia chiesta a gran voce. Mi ha fatto molta impressione in questi giorni che abbiamo fatto i banchetti della raccolta firme, sono venute a firmare anche persone anziane, persone che comunque non direttamente interessate, perché secondo me cosa vuol dire questo? Che questi diritti non ci devono far fermare a riflettere solo quando ci riguardano direttamente, cioè il testamento biologico, il diritto, la convivenza, l'omosessualità, tutte queste cose non sono cose che devono toccarci solo quando ci stanno riguardando, ma dobbiamo farcene carico perché la nostra società
il modo in cui si sviluppa lo determiniamo noi singolarmente, e quindi credo che sia un impegno di tutti quanti quello di chiedere alla propria amministrazione che ogni minoranza, che ogni diversa identità sia tutelata e rappresentata. Ed è anche un segno di apertura e insomma, come dire, di passaggio in avanti nella storia, perché l'Italia a livello legislativo è ferma veramente a decenni, che ormai, per come si evolvono le società, i mutamenti sociali, sono quasi secoli. Noi siamo veramente troppo indietro e troppo con gli occhi chiusi. Un'altra cosa che vorrei dire è che quello che mi fa impressione di questi argomenti è che le cose non hanno un nome, per cui come si chiama il figlio del convivente, o alcune diciamo, categorie sociali non hanno un nome, noi non riusciamo neanche a rappresentarle, a nominarle. Anche il fatto di dare un nome alle cose vuol dire dargli dignità e riconoscere l'esistenza. Nel nostro linguaggio fatichiamo addirittura a denominare, quindi usiamo dei sinonimi, usiamo delle cose. Questo che cosa vuol dire? Che deve esserci anche un processo culturale che accompagna questi cambiamenti, perché a volte sembra di parlare di cose che non esistono, invece in realtà sono entrate a far parte delle nostre esistenze. Quindi io sono contenta di questa iniziativa che Stel Bassano ha cominciato. Noi ci rendiamo conto della difficoltà dell'ambiente, perché come ha detto Alessandro, questi sono argomenti che in Italia, sia sul piano ideologico che cattolico, trovano molte barriere, e figurarsi il Veneto